Buongiorno a tutti, sono Marco Trevisano di liberoarbitrio.it, sono un ricercatore indipendente che si occupa di spiritualità, simbolismo e sono un aforista. Nell'ultima puntata avevamo visto appunto il principio di causa-effetto nel mondo fisico, accennando il fatto che l'essere umano è composto di 4 corpi, appunto il fisico percepibile ai sensi e poi altri 3 corpi cosiddetti sottili, che sono il corpo eterico, corpo animico o astrale e il proprio io, che è la parte spirituale, che sono invisibili. Di questi corpi, nel mondo fisico, noi possiamo percepire solo gli effetti, poiché le cause avvengono in questi corpi invisibili e quindi non possiamo percepirle. Avevamo detto appunto, avevamo fatto l'esempio del bicchiere sulla mano che se io lo lascio cadere si infrange a terra e quindi vedo simultaneamente causa-effetto devo ricercare nel mondo della materia, nel mondo fisico, appunto sia le cause che gli effetti. Mentre negli altri 3 corpi, corpo eterico, corpo animico e l'io, che sarebbe il corpo spirituale, nel mondo fisico possiamo vederne solo gli effetti ma non le cause. Allora, nel mondo fisico la causa-effetto è corrisposta dalla simultaneità degli accadimenti, cioè l'uomo percepisce e agisce anche liberamente in essa ed è lì dove l'uomo esercita la propria libertà. Mentre nel corpo eterico, che riguarderebbe tutto ciò che riguarda l'energia vitale, diciamo così, per vedere gli effetti nel fisico devo attendere nel mondo fisico un lasso di tempo abbastanza lungo, ovvero nell'eterico, come dire, causa ed effetto sono simultanee, ma per percepirle nel fisico devo aspettare un lasso di tempo. Uno degli esempi potrebbe essere quando sono ammalato e prendo una medicina, devo aspettare una settimana, 4 giorni, 5 giorni, 10 giorni per vedere gli effetti positivi sul mio corpo fisico della cura, ma in realtà quella cosa nel mondo eterico avviene simultaneamente. Nel mondo animico invece, che è come percepiamo il mondo attraverso la nostra relazione con il mondo esterno, quindi il nostro mondo interno relazionato con il mondo esterno attraverso il sentire, le cause del nostro sentire risalgono a prima della nascita e quindi, come dire, non sono assolutamente visibili e noi attraverso un cosiddetto sentimento di simpatia e antipatia nei confronti del mondo risuoniamo internamente, poiché il corpo astrale, ma lo vedremo, ovvero l'anima, che coincide per noi con l'anima, la sua peculiarità, oltre a essere che ne sono dotati gli esseri che si muovono, come l'essere umano e gli animali, non a caso animali deriva appunto da anima, ma la sua peculiarità principale è proprio il fatto che ad uno stimolo esteriore ho un corrispettivo interiore. Come io percepisco interiormente lo stimolo esteriore a livello di antipatia e simpatia, non per quanto riguarda il dolore, ok, ad esempio, che è comunque uno stimolo esterno, però tutto quello che riguarda antipatia e simpatia, che andrebbe anche sotto il termine, potremmo dire anche di legge di attrazione, le cause risalgono prima che noi nasciamo, sono prenatali. Mentre nel mondo dello spirito le cause che sarebbero segnate dalle esperienze che ci accadono nell'attuale vita che viviamo, vanno ricercate in una vita precedente. Quindi tutte le conseguenze delle scelte fatte in una vita precedente si riversano attraverso il destino come cause delle nostre azioni, nelle quali man mano che si manifesteranno durante la nostra vita andremo di nuovo a porre una nuova scelta e in teoria dovremo riparare se abbiamo danneggiato precedentemente qualcuno durante la scelta fatta nella vita precedente. Quindi abbiamo 4, come dire, dimensioni
la dimensione fisica, dove l'uomo vede simultaneamente causa-effetto, la dimensione eterica o energetica del corpo vitale, dove abbiamo che nel fisico deve passare un lasso di tempo perché noi vediamo l'effetto nel mondo della vita. Abbiamo un rapporto di causa-effetto che riguarda simpatia e antipatia, cioè come ci relazioniamo e come percepiamo il mondo esterno, che tale causa risale nella nostra vita, nei mondi spirituali prima della nostra nascita, quindi prima che noi scendiamo sulla terra. E per ultima abbiamo che determinati incontri appunto di tipo karmico, determinate esperienze che viviamo nella vita di oggi sono gli effetti della vita precedente. E ricapitolando ancora, potremmo dire che nel mondo fisico, dove sta la simultaneità degli eventi, il mondo è separato, cioè era chiuso in una forma e ci sono dei confini. Nel mondo eterico, che come abbiamo detto, causa e effetti nel mondo eterico sono simultanei, ma bisogna attendere un lasso di tempo nel fisico per percepirle. Lì causa e effetto sono contigue. Non a caso l'eterico si attacca al fisico per vitalizzarlo, ma anche questo lo vedremo successivamente. Per quanto riguarda invece le cause del mondo animico, abitano, diciamo così, vivono nel passato, cioè nel momento in cui siamo nel mondo spirituale prima della nostra nascita, prima che ci incarniamo. Le cause invece per quanto riguarda il mondo dell'anima, proprio perché c'è questa relazione dove io praticamente mi relaziono tra gli stimoli esterni e gli stimoli interni, mi relaziono appunto con il mondo esterno. Potremmo dire che causa e effetto si esprimono nel io nell'altro, e mentre nello spirito, dove cause ed effetti sono praticamente le cause di oggi, sono gli effetti delle scelte della nostra vita precedente, nello spirito potremmo dire che causa e effetto è tutto in uno. Quindi abbiamo causa e effetto sul mondo materiale, un mondo separato, nell'eterico un mondo contiguo, nell'astrale abbiamo causa e effetto e le cause abitano nel passato. Nel mondo spirituale le cause abitano in una vita precedente, e qui vediamo solo gli effetti attraverso il destino che ci ripropone appunto quell'incontro per pareggiarlo se appunto abbiamo danneggiato qualcuno. Ecco, quindi questi sono i motivi per cui l'essere umano vede i principi di causa-effetto solo sul mondo fisico, mentre, questo è molto importante e ritorno a ripeterlo, nei mondi spirituali l'essere umano nel fisico vede solo gli effetti, le cause stanno negli altri tre corpi sottili che sono di tipo spirituale, e quindi con la costituzione umana ordinaria non lo si può percepire. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.